Palloncini e fumogeni colorati, così questa mattina genitori e amici hanno detto addio ad Alex Marangon, il 25enne morto mentre partecipava a un rito sciamanico e trovato senza vita nel Piave. E centinaia di persone hanno sfilato invece a Marcon per ricordare il 25enne morto a Vidore e chiedere che si faccia chiarezza. In testa al corteo i genitori e la sorella, la mamma fa ascoltare una canzone del figlio. Un 17enne trevigiano, animatore turistico in Salento, accusato da una turista laziale di appena 13 anni di violenza sessuale, scattate le indagini da parte delle forze dell'ordine. Si è corso un grosso rischio in Pedemontana a Povegliano, dove una pattuglia della Polstrada intenta a rilevare un incidente è stata travolta da un'auto tra i feriti. Ancora furti a San Gaetano di Montebelluna, all'alba di oggi prese di mira 2 villette, la rabbia dei residenti, non si può vivere così e intanto organizzano le ronde. Ancora troppo presto per sapere quando potrà riaprire la statale Alemagna interrotta dalle frane, il comune pensa di risarcire chi dovrà prendere l'autostrada per tornare a casa. Per Ganziol, Gianni Cestaro, candidato del centrodestra, fa ricorso contro la composizione del nuovo consiglio comunale. Il 25 settembre l'udienza al TAR del Veneto. La lunga diretta di Antenna 3 da Asiago per il centenario della sezione degli Alpini, in pellegrinaggio sull'Ortigara anche le penne nere trevigiane. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta. Dunque ripartiamo dai funerali di Alex Marangon questa mattina a Marconi. Il 25enne morto, lo sapete bene, a Vidor. Si continua a indagare su questa morte di cui al momento non c'è una spiegazione netta. Intanto, per dire addio al ragazzo, musica, palloncini, fumogeni colorati. Vediamo. Sul feretro sono dipinti un albero, un'ala, una piuma. All'esterno della chiesa dei Santi Patroni d'Europa a Marcon decine di palloncini colorati. È un ragazzo che suona l'handpan, lo strumento musicale tanto amato da Alex Marangon. Così questa mattina la famiglia, gli amici e la comunità hanno dato l'addio al 25enne che ha perso la vita nella notte tra il 29 e il 30 giugno mentre partecipava a un rito spirituale nell'abbazia di Vidor, nel Trevigiano. Tanti colori, indossati, come aveva chiesto il papà di Alex, anche dai presenti, i colori che lui amava. La cerimonia funebre, officiata da Don Dario Magro, è iniziata con la lettura di alcune lettere da parte di chi era profondamente legato ad Alex, definito da tutti un vulcano di energia, un'anima libera. La mamma Sabrina, accanto alla figlia Giada, ha ricordato con dignità e compostezza i lunghi viaggi del suo Alex. Si mancherebbe il tuo sorriso, il tuo abbraccio, le cose di vita. Quel che sei profondo, ci mancherebbe semplicemente tu. Abbiamo il cuore spezzato, ma dobbiamo trovare la forza per andare avanti, per te, per la verità, non te lo meriti. Ciao Alex, il tuo sarà un viaggio dimenticato, sarà il viaggio della vita che non avrà mai più. Ti vogliamo tutti tanto bene. Aspettaci dove sei, ma prima o poi dovremo fare molto bene. Ciao Alex. Poi, in chiesa, nel giorno in cui l'amministrazione ha proclamato il lutto cittadino, è risuonata la voce di Alex quando cantava e suonava The Messenger durante uno dei suoi viaggi. All'uscita del feretro, dopo che Don Magro ha messo nelle mani di Papa Luca una candela a simboleggiare il giorno del battesimo di Alex, gli amici hanno voluto accompagnarlo con alcune delle canzoni che lui amava di più, sparando polvere colorata e fumogeni nel cielo, mentre la sua famiglia si stringeva a lui. Sullo sfondo, lo striscione che chiede verità sulla morte di Alex, una verità che ancora non è stata trovata.
E una verità che i cittadini di Marcon hanno chiesto a gran voce ieri sera. Centinaia di persone hanno sfilato alla fiaccolata organizzata spontaneamente per Alex e vogliono appunto chiarezza. A guidare il corteo c'erano i genitori e la sorella del ragazzo. È un paese intero e non solo che si è stretto attorno alla famiglia Marangon per ricordare Alex e chiedere che si faccia chiarezza sulla sua tragica morte. In centinaia hanno sfilato per Marcon, una fiaccolata nata in paese spontaneamente, alla quale all'ultimo momento si sono aggiunti anche i genitori di Alex, Luca e Sabrina, poi raggiunti anche dalla figlia Giada. Volevamo venire, però ho visto tutte queste persone che sono con noi e che vogliono come noi scoprire la verità e ci danno la forza. Abbiamo voluto esserci anche noi a questo evento. Luca, Sabrina e Giada hanno guidato il corteo con amici, parenti, conoscenti e semplici cittadini portando uno striscione che diceva verità per Alex. È successo qualcosa che lui non voleva fare o una situazione di pericolo. È scappato al controllo. Non sarebbe mai andato se sapeva che c'era qualcosa di pericoloso. Non lo so. Signora, qua tutti hanno un bel ricordo di Alex. Hanno detto lui avrebbe voluto che ci fosse festa oggi, anche se è una cosa luttuosa perché... Aveva sempre sorriso sui denti, era sempre sorridente, aveva una parola di conforto, faceva star bene tutti. Sto ricevendo messaggi dalla Nuova Zelanda, dalla Sardegna, da Bolzano. Durante la fiaccolata la mamma ascolta dal cellulare un brano musicale cantato e suonato da Alex che ha ricevuto da un'amica del figlio in Nuova Zelanda. Aveva mille qualità. Verità per Alex. I due curanderos colombiani presenti all'abbazia di Vidor si sono intanto fatti vivi attraverso un avvocato spagnolo. Rilanciando la tesi dell'incidente, l'avvocato ha assicurato che non sono state usate droghe, ma solo erbe che inducono il vomito a scopo purificativo, che possono però anche provocare sentimenti forti. Quando Alex si è allontanato, i due curanderos lo hanno seguito, è vero, ma, ha concluso il legale, lo hanno subito perso di vista. Speriamo che la verità esca. Alex era talmente buono che lo merita sapere la verità. Io avevo il terrore di uscire perché avevo paura che tutti venissero verso di noi a farci condoglianze. È pesante proprio. Ma si è sollevata, comunque ne valeva la pena forse. Sì, mi dispiaceva non venire perché ho visto veramente tante persone che l'hanno fatto col cuore e veramente non ci sentiamo soli. Andiamo a un altro episodio di cronaca proprio di queste ore. C'è Massimo Riserbo, le indagini sono in corso rispetto alla denuncia per violenza sessuale presentata da una ragazzina di appena 13 anni in vacanza in Salento. In ferie in un villaggio turistico ha raccontato di essere stata costretta a un rapporto da un animatore 17enne originario del Trevigiano. Una vacanza con la famiglia in un villaggio turistico in Salento si è trasformata in un incubo per una ragazzina di 13 anni che avrebbe denunciato di essere stata violentata da uno degli animatori della struttura, anch'egli minorenne, un 17enne della provincia di Treviso. La procura dei minori di Lecce ha avviato le indagini, la giovanissima è stata portata all'ospedale di Galatina ed è stato adottato il codice rosa, un percorso protetto riservato alle vittime di violenza. Anche il ragazzo sarebbe stato sentito dagli inquirenti ed avrebbe confermato il rapporto che secondo la sua versione era consenziente, l'opposto di quanto riferito dalla tredicenne che dopo la violenza ha raccontato l'accaduto alla mamma e successivamente ai carabinieri. Sulla vicenda, vista l'età dei ragazzi coinvolti, c'è la massima riservatezza da parte degli inquirenti che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del villaggio turistico. Ritorniamo nella Marca, si è corso un grosso rischio in Pedemontana a Povegliano dove una pattuglia della Polstrada intenta a rilevare un incidente è stata investita da un'altra vettura. Si
Si è rischiata una tragedia all'alba lungo la superstrada pedemontana veneta. All'altezza di Povegliano 2 agenti della polizia stradale sono stati travolti insieme a un tecnico dell'ente gestore, il SIS, da un'auto che è piombata a forte velocità sul gruppetto intento a rilevare un incidente. L'episodio alle 4 del mattino, poco prima dell'uscita di Povegliano Est. L'automobilista alla guida della vettura non si è accorto della presenza degli operatori sul posto. 3 i feriti, anche se in maniera non grave, che sono stati accompagnati nei pronto soccorso di Montebelluna e Treviso per essere visitati. Distrutta l'auto di servizio degli agenti della Polstrada, così come il furgoncino rosso che si trovava sul luogo del sinistro, mezzi che sono stati rimossi dal carro attrezzi. L'incidente riporta alla mente il sinistro costato la vita in A27 al 41enne Vasile Josif, travolto e ucciso il 18 giugno sul Fadalto da un tir che non si era accorto che l'operaio stava segnalando ai mezzi in transito un'auto in panne. E torniamo all'incidente a Breda di Piave di 2 giorni fa, perché Giuseppe Michelon non ce l'ha fatta. Era caduto sulla trinciatrice che trainava il trattore che stava guidando. Ieri diversi ricoveri di lavoratori poi che hanno accusato colpi di calore i sindacati al lavoro per gestire la contrattazione degli orari in azienda. Si è spento dopo un giorno di agonia Giuseppe Michelon, era l'ex titolare dell'azienda ittica Vaciltrotta di Vacil. Stava lavorando con il suo trattore sul terreno annesso all'azienda di via Vicinale Brugnotto, dove risiedeva. Con il corpo è finito contro la trinciatrice che trainava il trattore. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Poche ore dopo, nella serata di ieri, a Vedelago, un operaio della Lapite che è precipitato da un'altezza ancora non definita a terra. Soccorso prima da un'ambulanza, poi portato in elicottero al Cafoncello, dove si trova tuttora ricoverato. Una catena di incidenti e infortuni che non accenna a fermarsi e che ha visto con il caldo delle ultime ore un'importante impennata. A denunciare la situazione i sindacati, 3 i lavoratori che nelle ore scorse hanno accusato malori per il caldo, tutti portati al pronto soccorso. Massimiliano Paglini, neoeletto alla segreteria regionale della CISL, fa il punto sulle difficoltà che i lavoratori in azienda stanno vivendo in queste ore. Una delle cose che stanno facendo le nostre categorie nell'ambito della contrattazione aziendale è quella di una revisione dei turni di lavoro per far lavorare i lavoratori nelle ore più fresche. È chiaro che questo poi ha delle implicazioni. Ci sono delle aziende oggi che stanno utilizzando delle pause, degli orari ridotti, concordati ovviamente con le RSU, appunto per sopperire a questo clima impazzito e temperature molto alte. Nel corso del Consiglio Generale che ha affidato al segretario trevigiano il nuovo incarico è stata lanciata la proposta destinare il fondo INAIL alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Non sono stati utilizzati 3 miliardi di euro, pensiamo che possano essere destinati a una maggiore formazione dei lavoratori, a 4 ore aggiuntive di formazione sulla sicurezza. Ancora furti intanto a San Gaetano di Montebelluna dopo il raid del 20 giugno. All'alba di oggi prese di mira 2 villette in via Picciola. La rabbia dei residenti, non ne possiamo più, dicono, non si può vivere così, e intanto organizzano le ronde. E questa notte sono entrati qua, in questa casa qui, e con questa cassetta qui l'hanno incastrata sotto la serranda e poi mi hanno forzato la finestra. Hanno fatto tutte le camere, anche da letto, sono stati a 2 centimetri praticamente da me, mia figlia e mia moglie. Niente, ho già detto anche ai carabinieri, se non fanno qualcosa loro cominciamo a arrangiarci noi qua. E questo lo dico seriamente perché io la mia famiglia la difendo a qualsiasi costo. San Gaetano di Montebelluna, via Picciol, l'esasperazione dei residenti si è trasformata in rabbia. Da mesi il quartiere è bersaglio dei ladri. La scorsa notte sono entrati in questa villetta mentre la famiglia dormiva ed hanno rovistato ovunque. Se ne sono andati dopo aver rubato 240 euro e qualche monile d'oro. Ci hanno buttato qualcosa secondo me perché stamattina siamo tutti un po' intontiti, ci siamo svegliati tutti, insomma... Qualcosa hanno fatto per entrare e non abbiamo sentito nulla. Dopo la razzia nella prima villetta, i ladri hanno scavalcato la rete. Con le stesse modalità sono entrati nella casa dei vicini. Sono entrati da dove dorme mia nonna, una donna invalida. Hanno fatto questi 2 buchi dalla finestra, sono entrati. Dopo, vedendo sicuramente che lì non c'era nulla da prendere, si sono avvicinati verso il soggiorno. Ahimè per loro lì c'erano i nostri 2 cagnolini che hanno dato l'allarme subito. Mia mamma era sul divano e ha visto questa torcia, diciamo, questa luce. Mia mamma subito si è alzata, però purtroppo loro non c'erano già più.
scappati dalla finestra da dove erano entrati, passando accanto al letto della nonna 91enne gravemente malata ed assistita a casa dai familiari. Fortunatamente l'anziana, che prende dei farmaci per dormire, non si è accorta di nulla. Non so cosa sarebbe successo, lei essendo già una persona già di suo paurosa, con questa patologia, che cosa poteva succedere? Se lei magari avrebbe urlato, cosa le avrebbero fatto? I residenti non ne possono più. Solo il 20 giugno scorso erano stati messi a segno in zona diversi furti con tanto di ladri immortalati dalle telecamere mentre entravano in una casa. Questa è la casa di mia cugina qua di fronte, con lei che guardava la TV sono entrati, con lei che guardava la TV e con un cane che è un alano. Questi non hanno paura di niente e non siamo tutelati. Si appellano al sindaco affinché potenzi almeno l'illuminazione. I residenti, che nel frattempo si stanno organizzando con delle ronde. Abbiamo creato anche dei gruppi di vicinato, sorveglianza, ognuno dice la sua, ognuno segnala qualsiasi cosa, ma dobbiamo farlo noi. Cioè, facciamo le ronde perché c'è un bel gruppo di persone che comunque si aiutano, però qui non ne possiamo più. Va a finire che siamo stanchi e ci scappa il morto qua, perché se non sono io, ci sono cacciatori qua in zona, devono stare attenti adesso a venire qua, perché basta, c'è un limite a tutto. Ancora troppo presto, voltiamo pagina per sapere quando potrà riaprire la statale Alemagna interrotta per le frane provocate dal maltempo delle scorse ore. Diverse le famiglie isolate, col vice sindaco che ci dice che pensa a risarcire le persone che per tornare a casa devono prendere l'autostrada. Resterà chiusa fino a data da destinarsi la statale Alemagna interrotta nel tratto tra Nove e Fadalto Basso da 2 frane. Oltre 3.500 metri cubi di fango e detriti, quelli scesi in pochi secondi dalla montagna durante il forte temporale che si è abbattuto nelle scorse ore sul Vittoriese. Guardrail divelto. Pietre e terra che sono arrivate fino al sentiero che costeggia il Lago Morto. Nel giorno in cui nella città si è svolto il primo consiglio comunale, la neoeletta sindaca Mirella Balliana ha prestato giuramento. Il vice sindaco e assessore alla viabilità ha tolto le scarpe da cerimonia e indossato quelle da trekking per andare a monitorare lo stato degli smottamenti. Il quantitativo di acqua caduta ieri in poco tempo ha causato questi 2 fronti di frana e quindi è molto probabile che non si sia esaurita qui, diciamo, la spinta a monte, ma che ci sia ancora del detrito pronto a scendere. 2 infatti i fronti in cui la montagna ha ceduto, uno a poche centinaia di metri dall'altro. Miracolate alcune famiglie che erano a bordo delle auto che hanno fatto in tempo a schivare la frana. Questo è il primo fronte di frana che è colato e che ha impedito ad alcuni automobilisti di poter proseguire lungo la strada e per fortuna questa volta non ci sono stati nessun incidente, nessun ferito. Quindi dal punto di vista della sicurezza tutto è andato a buon fine. Strada chiusa immediatamente da ANAS che continua a vigilare l'Alemagna. Ancora troppo presto per calcolare i danni e sapere quanto tempo ci vorrà perché la strada possa essere nuovamente percorribile. Tratto, quello della statale 51, terminato di asfaltare solo la scorsa settimana. Quello che ci preoccupa è riaprirla il prima possibile perché abbiamo centinaia di famiglie che sono rimaste bloccate fondamentalmente, che sono quindi costrette a prendere l'autostrada. Come amministrazione adesso cercheremo di capire se vi sono delle possibilità quantomeno per rimborsare i residenti del costo che sono costretti a sostenere dal punto di vista autostradale. E poi c'è la conta dei danni a San Giacomo di Veglia, dove l'esondazione del Meschio ha creato non pochi problemi. In pochi minuti 40 famiglie si sono trovate mezzo metro d'acqua nei garaggi, i residenti al lavoro per salvare il salvabile. Splende il sole su San Giacomo di Veglia all'indomani dell'esondazione del Meschio. Acqua che ha invaso i garaggi interrati dei condomini di via Mezzavilla. 40 le famiglie che abitano nei 3 palazzi di nuova costruzione nel luogo dove un tempo sorgeva un mulino. Al lavoro dalle prime luci del mattino tutti i condomini per sistemare i loro garage.
Stamattina alle 8 ci siamo riuniti tutti quanti, abbiamo cominciato prima di tutto a portare fuori tutto il fango che c'era nei pavimenti e poi uno alla volta abbiamo preso tutti i garage, abbiamo eliminato tutte le robe, abbiamo svuotato tutto, abbiamo pulito tutti i garage dal fango che si era creato e abbiamo portato tutto fuori, quello che c'era da asciugare l'abbiamo messo ad asciugare, il resto ovviamente l'abbiamo imballato e con macchine e furgoni portato in piazzola ecologica. 50 centimetri di acqua, quelli che si sono accumulati nei garage interrati delle palazzine, uomini e mezzi dei vigili del fuoco arrivati da Treviso, i volontari dell'AVAB che insieme sono riusciti a portare via le ultime macchine rimaste nei box e con le autopompe estrarre l'acqua dal seminterrato. Sul posto anche la sindaca Bagliana, assessori e genio civile, edifici costruiti sopra l'incrocio di 2 canali e a una turbina alimentata dall'acqua. Il livello era molto alto e il livello del canale di qua era al limite, adesso è bassissimo, però si vede che era al limite ieri sera là sopra, ieri pomeriggio. La chiusa principale era chiusa e le 4 chiuse qua a sinistra, 2 erano chiuse, una a metà e una aperta e non è stato sufficiente per defluire l'acqua. Crediamo sia questo il motivo per cui l'acqua è esondata più in su nella curva dove era più basso il livello, è andata nei campi ed è uscita dalla parte del parcheggio. Noi siamo sempre stati un po' allerta per il discorso piogge, devo essere sincera, perché la portata del fiume Meschio è importante dietro casa, appunto perché c'è una turbina che viene alimentata da questo meschio. Fino ad ora è andato sempre tutto bene, ci aspettavamo qualcosa e purtroppo è successo. Adesso c'è tutta l'umidità e tutto, che chissà quando si asciugherà, perché essendo comunque interrato sì, è un problema. Gli ascensori sono fuori uso e un condominio di 7 piani senza ascensore non è facile nei prossimi giorni. Andiamo qualche istante in pubblicità, tra poco. Ritorniamo in diretta da studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. È ancora tempo di parlare di elezioni amministrative perché Gianni Cestaro, candidato sindaco del centrodestra a Preganziol, fa ricorso attraverso l'avvocato Fabio Crea contro la composizione del Consiglio Comunale e il TAR si esprimerà il 25 settembre. Le liste di centrodestra, facenti capo a Gianni Cestaro, candidato sindaco di Preganziol, hanno dato mandato agli avvocati Fabio Crea e Giampaolo Torresin di contestare la composizione del Consiglio Comunale perché l'ufficio elettorale di Treviso avrebbe, a loro dire erroneamente, attribuito il premio di maggioranza alla lista della sindaco Elena Stocco, la vincitrice della contesa, il cui mandato non è assolutamente in discussione. La diatriba si basa su interpretazioni di sentenze già passate in giudicato, quella del 2010 in particolare, su cui si è basato il verbale di Treviso, e sulle indicazioni che il legislatore dà sulle elezioni al primo turno, come nel caso di Preganziol. L'attribuzione del premio di maggioranza tenendo conto dei voti disgiunti è stata determinata sulla base della sentenza del Consiglio di Stato del 2010, che però noi riteniamo essere superata da una sentenza del Consiglio di Stato del 2018 che ha espressamente escluso la possibilità di considerare i voti disgiunti del sindaco nell'attribuzione dei voti validi, e questo soprattutto in relazione ad una sentenza della Corte Costituzionale ancora del 1996 che aveva parimenti stabilito che il principio maggioritario della governabilità non dovesse portare a un pregiudizio di quella che è la rappresentatività democratica, escludendo quindi che potessero essere anche lì considerati nei voti validi i voti dei sindaci eletti al primo turno, perché a Preganziol siamo in una fattispecie di elezione del sindaco al primo turno. Si tratterebbe del primo caso in Italia a veder ribaltato il Consiglio Comunale in questi termini. L'udienza davanti al TAR è già fissata per il 25 settembre e il giorno dopo si saprà già quello che potrebbe succedere. I consiglieri potrebbero diventare 10 del centrodestra e 6 di centrosinistra o essere addirittura 8 pari, a seconda del metodo di attribuzione che verrà scelto. Ma vi è un altro problema. In autunno dovrà essere rinnovato il Consiglio provinciale, che viene eletto proprio dai comuni, quindi sarà fondamentale attendere il verdetto. Penso si debbano fare anche delle valutazioni sul rinnovo del Consiglio provinciale stesso e sulle date stesse, perché se l'udienza è fissata per il 25 settembre e il rinnovo è previsto per inizio autunno, probabilmente queste date possono diventare anche incompatibili. La questione non è solo giuridica, ma anche politica. In questo Consiglio Comunale sicuramente la distribuzione dei consiglieri, il numero, non rispetta il voto.
per quanto poco abbiamo avuto il 50%. Io li rappresento e intendo rappresentarli al meglio. La neoeletta sindaco Elena Stocco ha preferito non commentare l'intera vicenda. Fin qui Preganziol, adesso a Treviso anche l'opposizione plaude all'accordo firmato dal Comune per l'ampliamento del campus di Ca' Foscari, ma ribadisce che ora serve una politica che offra i servizi necessari. L'accordo firmato nei giorni scorsi tra Comune di Treviso e Università Ca' Foscari, che prevede un nuovo campus da oltre 10.000 metri quadrati che includerà l'ex Turazza e il Fleming, lascia soddisfatta anche la minoranza Dem del Consiglio Comunale. Rispetto all'attuale collocazione, Palazzo San Paolo e Palazzo San Leonardo, la nuova sede disporrà di circa 3.000 metri quadrati in più. L'investimento complessivo per gli interventi su entrambi gli edifici del campus è di oltre 22 milioni di euro, edifici che saranno concessi gratuitamente a Ca' Foscari. Noi siamo contenti quando Treviso si indirizza verso essere una città universitaria e non solo una città con degli studenti universitari, con delle sedi universitarie. Per arrivare a questo obiettivo crediamo che oltre agli accordi istituzionali serva un piano di politiche, di servizi che la città deve mettere in campo per permettere appunto a Treviso di essere in grado di essere non soltanto transitata dagli studenti universitari ma vissuta. Proprio così, soltanto così, gli studenti universitari possono dare un contributo effettivo alla nostra comunità cittadina. Servizi che vanno dai trasporti alle mense, alle aree verdi e soprattutto all'alloggio, che resta il nodo cruciale della città, non solo per gli studenti. Grazie agli interventi dell'opposizione una nuova navetta partirà proprio per riuscire a dare servizi di trasporto anche a chi abiterà e vivrà e userà quel pezzo del centro storico. Prima non era previsto, insomma noi ci crediamo ma pensiamo che vada fatto molto di più. L'emergenza e la crisi abitativa sono un tema trasversale ma che quando tratta gli giovani, gli studenti universitari in particolare è un tema molto importante. Torniamo a parlare di lavoro perché Banca delle Terre Venete presenta un bando per l'inclusione nel mondo del lavoro delle persone fragili. È rivolto alle cooperative sociali delle province di Vicenza e di Treviso. Inclusione lavorativa, un obiettivo su cui Banca delle Terre Venete investe 200.000 euro. Un seme per promuovere l'occupazione di persone in difficoltà sociale ed economica attraverso il finanziamento a fondo perduto di progetti affidati alle cooperative sociali delle province di Vicenza e di Treviso. A loro il compito di pianificare, di trovare soluzioni innovative, efficaci, sostenibili per tutti i cittadini più fragili che hanno bisogno di trovare un lavoro. Ma il senso di questo bando è che è coerente con i progetti che Banca delle Terre Venete sta portando avanti verso la strategia, verso la sostenibilità. Dunque ci sono 200.000 euro complessivi, un tesoretto con cui Banca delle Terre Venete finanzia a fondo perduto progetti di inclusione lavorativa realizzati e portati avanti dalle cooperative sociali. Ogni progetto per un massimo di 20.000 euro. Sono proprio le cooperative sociali questo veicolo che ci consente poi di avere un osservatorio sulle realtà che hanno bisogno di essere aiutate. Noi dobbiamo ascoltare il territorio chiede, il territorio ha delle esigenze che non sono solo economiche, perché per avere tutti avviarci verso un'economia sostenibile dobbiamo pensare che ci deve essere una sostenibilità economica, ambientale ma anche sociale. L'approccio dei finanziamenti è quello di stimolare l'intelligenza degli aiuti per il miglioramento della qualità di vita dei disabili e di tutte le persone fragili che hanno bisogno di integrarsi nel mondo del lavoro. Per essere banca del territorio dobbiamo sostenere l'economia reale, dobbiamo anche però sostenere una crescita del territorio che tenga conto anche di quelle realtà che meritano attenzione come questa e rientra alla grande in quello che è l'agenda 2030 nell'obiettivo 10 relativamente all'inclusione. A Treviso resterà aperta fino al 15 settembre la mostra Donna in Scena, ospitata nella sede di Santa Caterina dei Musei Civici. Il grande successo ha infatti convinto l'amministrazione comunale a prorogarne la chiusura, dando così la possibilità ad ancora più persone di poter godere delle opere esposte che come filo conduttore hanno la figura della donna nell'arte tra fine 800 e inizio 900. Continuano anche le visite guidate con un calendario consultabile nel sito dei Musei Civici, primo sabato disponibile il 20 luglio fino ad arrivare all'ultimo il 14 di settembre.
Ora torniamo alla lunga diretta delle emittenti Media Nord-Est di Antenna 3 da Asiago questa mattina per il centenario della sezione degli Alpini, in pellegrinaggio sull'Ortigara anche le penne nere trevigiane. Che la Costituzione parla una volta sola di sacro, lo parla all'articolo 52 e dice del sacro dovere della difesa della patria di tutti i cittadini, non solo di chi lo fa in termini di professione, perché questo è fondamentale, il saper essere a disposizione e il dover essere a disposizione quando serve è elemento fondamentale. Tornare ad una leva civile o militare per i nostri giovani, un tema ribadito dal presidente degli Alpini anche ad Asiago nel corso delle cerimonie per i 100 anni della fondazione della locale sezione e il relativo gruppo, ma soprattutto in preparazione al pellegrinaggio sull'Ortigara che le penne nere rinnovano ogni anno a luglio, da quel luglio 1920 quando i sopravvissuti alla Grande Guerra vollero tornare su queste cime per onorare chi tra le vette lasciò gioventù e vita. E oggi c'era un po' tutta Italia, prima la consegna della cittadinanza onoraria di Asiago alle penne nere e della sezione, poi allo sfilamento verso il sacrario, simbolo dei caduti sull'altipiano. A sfilare anche i giovani dei campi scuola. Ho fatto 2 anni, quest'anno faccio il terzo, vado su Attai di Cadore, un campo specializzato per i ragazzi che hanno fatto più di 1 anno, ma non solo, ci sono anche altri ragazzi che quest'anno vanno a Bassano del Grappa, il campo di Bassano e tantissimi altri campi che ogni anno vengono sempre più partecipati, ogni anno ha sempre più gente coinvolta. Segnali di speranza dunque anche da questa cerimonia che fa dire ad una penna nera di 90 anni. 27° corso UC. Anno? 1961-62. Per noi le nostre adunate, le nostre cose sono segni di fraternità, punto e basta. Poi lo scoprimento della verità alpina che guarda le trincee dell'altopiano, il rompete le righe, mentre già si pensa ai prossimi appuntamenti delle penne nere in Veneto. Domani sull'Ortigara, poi Cison nel Bosco delle Penne Mozze e poi il 1° settembre sul Monte Tomba, nodo ideale del ricordo tra Fiume Piava e Monte Grappa, mentre Conegliano già freme per la prossima Triveneta del 2025. Stiamo messi abbastanza bene, il comitato sta lavorando, ci troviamo 2 volte al mese come comitato, il programma diciamo che è quasi definitivo, perché è quasi definitivo, c'è sempre qualcosa da aggiustare perché su eventi di quella portata c'è sempre qualcosa da aggiustare, però siamo insomma messi abbastanza bene. Così ad Asiago, adesso andiamo a Belluno per le notizie dalla provincia bellunese. Ed è stato il giorno a Belluno del Pride che ha abissato il consenso della prima edizione. In corteo e in piazza 2000 persone hanno manifestato per i diritti civili che sono patrimonio di tutti, una grande festa colorata, consapevole e di sensibilizzazione profonda. Tutti insieme Belluno alle mani! La primissima impressione è che c'è una buona risposta da parte dei cittadini, dai partecipanti, ed è una buona risposta perché vuol dire che c'è sostegno in quelle che sono le ideologie di tutto il manifesto che abbiamo presentato. Quindi siamo fiduciosi in un cambiamento, chi lo sa se succederà però. In piazza per i diritti di tutti, per la seconda volta Belluno ha risposto alla chiamata del Pride e lo ha fatto con passione e consapevolezza. Che si potesse bissare l'affluenza dello scorso anno lo si è intuito dalla partecipazione alle tappe di avvicinamento al grande evento di luglio. Quasi 2000 persone hanno attraversato in corteo le vie del centro. Un tripudio di affetto ha accolto la guest star Vladimir Luxuria, che 30 anni fa a Roma organizzò il primo Pride italiano. Era il 1994 e ho condiviso con il gruppo Ciao, che ha organizzato l'anno scorso il primo Pride a Belluno, l'emozione di chi organizza qualcosa per la prima volta. So che l'anno scorso a Belluno è stata accolta molto bene questo Pride, quindi non direi assolutamente che per quello che ho potuto sperimentare io Belluno sia una città ostile, quindi combatto anche contro questo pregiudizio. Con Vladimir Luxuria abbiamo parlato dei diritti, di quanto è stato fatto negli anni per la comunità LGBTQIA+. Se penso al primo Pride nel 94
94 e penso a oggi, devo dire che sono stati fatti dei passi da geisha, cioè piccolissimi passi. In realtà cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto solo le unioni civili. Lo slogan di dire vogliamo tutto è uno slogan giusto, perché noi abbiamo avuto governi che ci hanno ostacolato e governi che ci hanno promesso, ok? Spesso le promesse non sono state mantenute. Al Pride per la prima volta l'adesione dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, che in tutte le piazze della regione hanno portato e stanno portando una testimonianza attiva. L'affermazione dell'identità è benessere psicologico e costruire benessere psicologico significa affermare l'identità, riconoscere l'identità ed essere presenti nelle situazioni in cui si affermano, si riconoscono, si convalidano le identità, perché essere assenti significa colludere con la negazione dell'identità e ogni volta che neghiamo, precludiamo, fingiamo che non ci siano identità articolate, noi stiamo facendo un danno al benessere psicologico individuale ma anche sociale di tutta la comunità. L'inclusione è il tema fondamentale per la nostra società, ha detto la consigliera di parità Flavia Monego, che oggi ha partecipato al Pride di Belluno, e poi in corteo le voci dei partecipanti. È passato un anno e c'è stato motivo anche di gioire, perché finalmente la vostra bambina è stata registrata a Belluno ed era un po' la richiesta che avevate fatto lo scorso anno. Non è stato semplice. Non è stato assolutamente semplice, abbiamo dovuto aspettare più di un anno per avere la nostra vittoria, ma noi perlomeno adesso siamo contente. Adesso c'è da combattere per tutte le famiglie che hanno i cui bambini sono nati in Italia. Qui c'è molto da combattere e oggi siamo qui appunto per fare questa grossa battaglia. Famiglie Arcobaleno, Rete Studenti di Belluno e Feltre, Daphne, Casa dei Beni Comuni, Adicobas, Giù le mani dalla sanità bellunese, non una di meno, hanno sottoscritto il manifesto del secondo Belluno Pride. Leggi sull'omogenitorialità e sulle discriminazioni sul posto di lavoro, matrimonio egualitario, percorsi di affermazione di genere, le richieste per cambiare il mondo insieme. Da un punto di vista culturale si stanno facendo un sacco di passi avanti, da un punto di vista politico e sociale difficile, ancora tanto difficile, e quindi siamo qua per quello, perché tutti abbiamo gli stessi diritti. Sicuramente il mondo della moda ha un occhio veramente avanti, ok? Molto proiettato sul futuro, e quindi secondo me si è fatto molto, si può fare molto di più, e adesso bisogna sempre mantenere alto e essere presenti in queste manifestazioni per mantenere alta l'attenzione. Qual è la soddisfazione oggi? Beh, vedere tanta gente a Belluno fa tanto piacere, questo è il nostro secondo Pride, vedere tanti giovani e soprattutto sentire anche, io direi, il sostegno delle persone che ormai capiscono che i nostri figli sono come quelli degli altri. Parliamo di diritti. Dovrebbero essere uguali per tutti, qualsiasi razza, religione, orientamento sessuale, uguali per tutti, un mondo libero. E di discriminazioni, quanto sono ancora pesanti, quanto pesano nel pregiudizio, nella società le discriminazioni? Beh, pesano parecchio, soprattutto in città piccole come può essere Belluno. Si inizia adesso a vedere un po' di movimento come questo e con un po' di apertura mentale, quindi è una buona cosa, e da bellunese sono contento di vedere così tanta gente. Che cosa è cambiato dall'anno scorso, dal primo Pride? Sicuramente c'è molta più voglia di libertà, sicuramente. Al Pride per la seconda volta 2 acclamate drag queen, Ama Supreme e Libra. Noi comunque facciamo una forma d'arte e la nostra forma d'arte di spettacolo è sempre per portare avanti il senso del Pride, il senso della comunità LGBT, quindi che tutti abbiano i suoi diritti e insomma ci amiamo tutti e dobbiamo amarci tutti assieme. Siete mai state discriminate? Purtroppo sì, in età un po' più giovane, però diciamo che ora la comunità ha iniziato ad accettare un po' di più il fare drag, il fare arte, e quindi pian piano miglioriamo.
Andiamo avanti con la cronaca. Dopo la disavventura, la scoperta. Continua a riservare sorprese la spedizione alpinistica sul K2 del CAI, organizzata per celebrare i 70 anni dalla prima ascensione sulla vetta. Ieri sera il fotografo bellunese Riccardo Selvatico, della componente scientifica della spedizione, di cui fa parte anche un altro concittadino, il glaciologo Jacopo Gabrielli, durante una breve camminata tra il campo base e il ghiacciaio si è imbattuto nei resti umani ormai mummificati di un alpinista. Dalla marca della maglietta tecnica si potrebbe trattare di uno degli alpinisti spagnoli morti nel 1987 durante un tentativo di apertura di una nuova via. Grande l'emozione per Selvatico, che mercoledì scorso se l'era vista brutta. Un grande seracco si è staccato dalla parete est del K2 precipitando per 3.000 metri, travolgendo le 2 tende che ospitavano, oltre al fotografo, anche il ricercatore Gabrielli, la guida alpina Paolo Conze e i 3 portatori d'alta quota. Fortunatamente tutti sono rimasti illesi. Importante programma di interventi sulla viabilità e i servizi in Val Comelico dal Fondo Comuni Confinanti, un contributo di 1.650.000 euro, col presidente Bond che dice progetto che mira a potenziare alcuni collegamenti fondamentali. Ammonta oltre 3 milioni di euro la spesa complessiva per il progetto di ammodernamento della viabilità esistente e dei servizi correlati approvato dal Fondo dei Comuni Confinanti. Circa metà delle risorse necessarie, quasi 1.650.000 euro, derivano proprio dal fondo. 1.650.000 che mette il Fondo Comuni di Confine per fare 3 interventi importanti. La strada d'accesso della Val Visdende, il terzo stralcio della ciclabile praticamente per Danta, e poi una strada d'accesso alla frazione di Sopalù presso il comune di Comelico Superiore. La parte del progetto più rilevante riguarda la strada della Val Visdende e punta al completamento dei lavori post vaia, in primis il prolungamento della galleria Paramassi e Paravalanghe. Sullo stesso asse viario è in fase di avvio il cantiere per il rifacimento dei 2 ponti sul Cordevole, a monte e a valle della galleria. Un'altra parte del progetto riguarderà il completamento della ciclopedonale e alcuni interventi di consolidamento della parete rocciosa a lato della strada. Un progetto molto vario e articolato che, partendo da una serie di necessità in ambito viabilistico, si estende a un quadro più ampio. Un accesso turistico e un utilizzo da parte delle persone che vengono sia d'estate che d'inverno in montagna trovano dei servizi e degli accessi che devono essere onestamente migliorati, anche rispetto alle zone turistiche che abbiamo a pochi chilometri di Bolzano e di Trento. Era l'ultimo servizio per questa sera, grazie come sempre per averci seguito, una buona serata e una buona domenica, arrivederci.